Buonasera a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati alla seconda edizione di Cambio Gioco, la settimana della prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo patologico. Un festival organizzato da UL6 Euganea di Padova in collaborazione con Alterevo Società Benefit e IM Servizi. Ringraziamo come sempre i numerosi partner che hanno offerto il loro sostegno a questa iniziativa e i molti enti che hanno concesso il patrocinio. Siamo a Padova, trasmettiamo sempre dall'interno della prestigiosa Sala della Carità, la vedete in questa inquadratura, e siamo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'UL6. Stiamo realizzando la seconda edizione di questo festival, una settimana in cui parliamo di prevenzione e promozione della salute, lo facciamo con ospiti di livello nazionale e internazionale che provengono da diverse discipline, sono esperti non solo di benessere psicologico, di addiction, di educazione, di gestione del denaro, ma anche di filosofia, di neuroscienze, dell'uso consapevole delle nuove tecnologie e di molto altro. Avete certamente avuto modo di vedere il sito dedicato a questo evento che è www.cambiogiocol6.it. Da questo sito potete scaricare tutti i materiali promozionali che vi invitiamo anche a diffondere nei vostri canali social, potete scaricare l'intero programma e soprattutto trovate in memoria le videoregistrazioni di tutti gli incontri di quest'anno e anche dell'edizione dell'anno scorso. Ringraziamo le molte persone che appunto ci stanno aiutando da tutta Italia a diffondere questa occasione, un'occasione per fare divulgazione di temi molto importanti, rivolgendoci a educatori, professionisti della salute, ma anche agli studenti e ragazzi che si collegano con i loro insegnanti, soprattutto al mattino. Quindi salutiamo il pubblico che ci sta seguendo, lo invitiamo ancora una volta a interagire con le nostre dirette commentando sui canali social oppure scrivendo al numero dedicato che tra poco comparirà in sovraimpressione. Qui con noi, oltre ai relatori di questa sera, c'è una gradita ospite che è la dottoressa Amelia Fiorin, dirigente psicologo e responsabile dell'unità operativa semplice del SERD di Castelfranco, che al termine della relazione dei nostri esperti ci aiuterà a fare una prima riflessione ed eventualmente potrà porre le prime domande. Passo ora la parola per un saluto istituzionale al dottor Vito Sava, che è direttore facente funzione del Dipartimento Dipendenze e direttore dell'unità operativa complessa Alta e Bassa Padovana dell'UL6 Euganea. Bentornato dottore, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti, buonasera agli ospiti, ben arrivati, grazie di essere venuti, buonasera ai partecipanti in sala e buonasera a quanti sono collegati. E questa sera affrontiamo un tema che ben si connette con quanto abbiamo già trattato nelle altre giornate serate, il tema dell'equilibrio, il gaming e il gambling e l'adolescenza. Equilibrio e adolescenza mi pare che sia un tema che ben si addice ai temi che stiamo trattando della dipendenza. L'adolescenza è un momento di grande passaggio dove si rompono degli equilibri alla ricerca di nuovi forse equilibri. In un momento particolare, credo negli ultimi decenni, è diventato
più complesso questo passaggio e questa ricerca di nuovi equilibri, e poi è ancora più critico credo con la vicenda del Covid, ha srattentizzato tutta una serie di difficoltà e problematiche che probabilmente c'erano già. Prima era solo l'adolescente che faceva questa traversata, adesso credo che ci sia anche il mondo dell'adulto che è immerso nella ricerca di nuovi equilibri e di difficoltà di cercare approdi. L'uso del digitale si inserisce appieno in questa situazione di difficoltà e che a volte diventa molto problematica fino a diventare delle vere e proprie dipendenze patologiche. Penso che ci apriranno delle finestre intorno a questi temi e ci offriranno delle importanti riflessioni. Grazie, allora buona serata a tutti e a più tardi. Grazie dottor Sava. Abbiamo un altro saluto, questa volta da remoto, in videocollegamento. È con noi il dottor Matteo Benciolini del Consiglio Direttivo Covest. Ben trovato, ci sente? Buongiorno, ringrazio gli organizzatori dell'invito a portare i saluti. Sono Matteo Benciolini ed ho l'onore di rappresentare il Covest, il coordinamento veneto delle strutture terapeutiche private, che coordina 21 dei 29 enti gestori della Regione Veneto. Porto i saluti del presidente Fabio Ferrari che mi ha chiesto di sostituirlo, anche perché gioco in casa e la scelta del termine non è casuale, essendo io della cooperativa Terra che appartiene al comitato ristretto del Dipartimento delle Dipendenze di questa ULSS Euganea. Il tema della serata è molto importante, sia letteralmente come verrà trattato da coloro che intervengono, sia nel concetto in sé. A livello regionale e a livello territoriale dei dipartimenti, andare a caccia dell'equilibrio tra la complessità della realtà e la scorciatoia che ci sembra possa essere la soluzione dei problemi del nostro agire è il focus che spesso accomuna le nostre riunioni e ci riporta quasi sempre alla constatazione che bisogna mettere insieme tutti quanti, toglierci dall'isolamento, come diceva anche la sigla all'inizio, che mi è piaciuta molto, e coordinarsi tra tutti gli interlocutori regionali, delle aziende, del privato sociale accreditato e dei destinatari dei nostri interventi e delle famiglie coinvolte, ognuno con il proprio ruolo senza fare confusione. Quindi auguro un buon lavoro a tutti quanti e buona continuazione. Grazie dottore, tanti auguri anche a voi. E quindi possiamo introdurre l'incontro di questa sera. Questa sera il titolo dell'incontro è In cerca di equilibrio, gambling, gaming e conseguenze per l'età evolutiva. Ne parliamo con il dottor Maurizio Fiasco, sociologo, esperto di usura e gioco d'azzardo, presidente dell'associazione scientifica Alea, e con la dottoressa Sabrina Molinaro, epidemiologa, responsabile del laboratorio di epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Li ringraziamo di cuore per aver aderito alla nostra richiesta di partecipare, di portare il loro contributo e li invitiamo a prendere la parola, ma prima però ricordiamo a tutte le persone che ci seguono da remoto che possono intervenire commentando le nostre dirette sui canali social, ma anche scrivendo un messaggio WhatsApp con eventuali domande al numero che vedete in sovraimpressione 370-318-6802. Lascio quindi la parola alla dottoressa Sabrina Molinaro e al dottor Maurizio Fiasco e auguro a tutti buon incontro e buona serata. Bene, intanto vi saluto e vi ringrazio per avermi invitata qui. Sono onorata di essere parte di questa settimana della prevenzione, credo che sia un'iniziativa unica e assolutamente ben fatta, completa. Ho partecipato agli incontri di oggi e devo dire che ho avuto molti stimoli anche che spero mi aiuteranno poi nella presentazione che vado a fare. Io da epidemiologa vi darò un po' di numeri, cercherò di farvi vedere quello che è lo spaccato di una generazione, la generazione Z, e di come sta cambiando. Lo studio di cui vi vado a parlare è lo studio ESPAD, European School Survey on Alcohol and Other Drugs, ed è uno studio che il Consiglio Nazionale delle Ricerche coordina dal 1995, io ne sono responsabile dal 2001,
tanti anni. È uno studio che ha un'origine europea, quindi questa è la declinazione italiana di uno studio europeo di cui peraltro dal 2016 noi come Italia siamo coordinatori, cioè io sono la coordinatrice europea di tutto lo studio. ESPAD ogni anno coinvolge più di 200 scuole in Italia, quindi noi abbiamo un campione che ci permette di leggere dal 1995 come si sono modificate le abitudini dei giovanissimi. Questo è importante perché quando è nato lo studio nel 95 i telefonini non c'erano. E le dipendenze digitali non esistevano, quindi siamo cambiati e siamo cresciuti anche noi e abbiamo imparato a capire come poter leggere questi fenomeni. Quindi è nato come studio che doveva studiare comportamenti a rischio tipo l'uso, l'abuso di alcol, le sostanze illegali, le sigarette e poi sono venute fuori le sigarette elettroniche, poi sono arrivati i device, quindi diciamo che siamo cambiati e siamo cresciuti e ci stiamo sforzando di adattarci a quelle che sono le nuove generazioni. Oggi vi faccio vedere un po' uno spaccato di che cosa è successo negli ultimi 20 anni nel nostro paese, ma voglio partire dai dati diciamo più recenti, proprio relativi all'uso di internet. Quando abbiamo iniziato a rilevare i consumi di internet fra gli studenti faceva un po' ridere, ma oggi, questa è una domanda banale, ce lo faceva vedere il professor Viano oggi pomeriggio, e è una domanda a cui tutti ci rispondono: ma certo che io sto connesso più di 6 ore ad internet ogni giorno. Di fatto anche noi siamo sempre connessi ad internet. Poi c'è da vedere come le nuove generazioni concepiscono questo stare connessi ad internet, perché per noi non nativi digitali magari essere connesso ad internet vuol dire sono sul telefonino e sto guardando, per loro magari vuol dire altro, quindi dobbiamo imparare tutta quella che è un'ontologia, una nomenclatura che è completamente differente nei nativi digitali rispetto a quella che abbiamo noi di generazioni passate. Cosa fanno su internet? Beh, quello che facciamo tutti. Stanno sui social network e WhatsApp anche per i giovanissimi è una delle chat più utilizzate, poi c'è Telegram, ce ne sono 1000, non ve le sto ad elencare. In parte fanno anche ricerche, leggono quotidiani, leggono notizie, navigano su siti per adulti e ce lo faceva vedere anche oggi il professor Viano. Di fatto ci sono stati dei cambiamenti nel tempo nello stare su siti per adulti. Utilizzano app di incontri. L'utilizzo degli app di incontri nei giovanissimi è qualcosa di estremamente comune, molto più di quello che ci aspettiamo. Non vi ho detto una cosa, ESPAD si fa nelle scuole superiori, quindi qui stiamo parlando di 15-19 anni. È una popolazione particolarmente fragile per tanti comportamenti. Abbiamo visto che in queste fasce di età si incominciano poi anche a sviluppare molte abitudini sociali e relazionali, quindi tante competenze di tipo relazionale si devono rinforzare proprio in questa fascia di età, nel passaggio delle superiori. Noi abbiamo messo a punto anni fa, ormai è anche un po' obsoleto, è uno strumento che fu costruito nel 2011, si chiama SPIUT e va a misurare l'uso problematico di internet, ne parlavamo anche oggi. Per uso problematico si intende quell'uso per cui io provo un disconforto nel non essere connessa, ho paura, mi viene l'ansia, ho bisogno di essere collegato. Non è chiaramente una dipendenza, questo è uno studio che rileva le informazioni attraverso un questionario autocompilato, quindi è un'autopercezione di come mi sento quando non sono in rete. Ecco, come potete vedere l'uso problematico di internet ha avuto una lenta crescita in queste fasce di età e è interessante vedere cosa è successo nel periodo del Covid. L'anno del Covid abbiamo potuto fare uno studio un po' zoppo perché le scuole erano chiuse, ESPAD ha una metodologia molto rigida e chiaramente quell'anno ci siamo dovuti un po' arrangiare, infatti in tutte le stime che diamo c'è un asterisco perché la scelta di ricerca che abbiamo fatto come gruppo è stata meglio fare uno studio zoppo che lasciare un buco, quindi meglio un asterisco che niente. Però di fatto quello che abbiamo visto è che tutti i consumi, compreso quello di internet e tutte le problematicità in quell'anno hanno avuto un blackout per poi riprendere e ricominciare a salire subito dopo. Se vi facessi vedere i dati sulle sostanze, questo sarebbe un dato ancora più eclatante. Se andiamo a leggere il fenomeno dell'uso problematico,
problematico, e questo lo ritroviamo in letteratura da tutte le parti, ecco che la maggiore fragilità sta proprio nelle ragazze, e sta proprio nelle ragazze giovanissime. Vedete, l'istogramma ci mostra la percentuale di ragazzine con un profilo problematico per internet, e vedete che sono proprio 15 anni e 16 anni ad avere una maggiore fragilità rispetto a questo tipo di comportamenti. Ma internet ha dentro di sé tante altre cose. Le challenge, cosa sono le challenge? Sono quelle scommesse che si sono sempre fatte, e però nella rete rischiano di diventare molto molto più eclatanti. Perché? Perché tutti ci vedono, perché vengono filmate, perché poi possono diventare oggetto anche di prese in giro e di bullismo. Quanti sono i ragazzi che dicono di aver preso parte alle challenge? Non sono tantissimi, solo 90.000, però poi quando nei focus group chiediamo loro cosa intendono per challenge, le challenge non sono tanto i balletti per loro, ma sono già cose rischiose, quindi sono tutti quei comportamenti che potrebbero portarli ad avere dei danni anche fisici magari, e ne abbiamo sentite nella quotidianità, nella stampa, ogni tanto vengono fuori queste situazioni. Fortunatamente ha una minoranza, però sono comportamenti diffusi soprattutto nel genere maschile, e vedete come sono andate a crescere nel tempo dal 2018, quando abbiamo iniziato a osservarle, ad oggi. Ma internet vuol dire anche ghosting, pubbing, cioè cosa sono tutti questi nuovi fenomeni? Sono quei fenomeni che di fatto osserviamo tutti i giorni, perché il pubbing di fatto è: sto in mezzo alle persone e guardo il telefonino e non ascolto, quindi sto in famiglia e non ascolto. Ce lo raccontava oggi il professor Vieno, ed è un qualcosa che viene misurato in qualche maniera. Il 40% degli studenti ci dice che guarda spesso il telefono anche quando è in compagnia di amici e di altre persone. Pensate voi, quando andate a cena con i vostri amici, se non vi capita lo stesso di stare a guardare il telefono e di controllarlo. Anche il pubbing è qualcosa che è più femminile che non maschile. In tutte queste dipendenze digitali si legge una maggiore fragilità femminile molte volte. Il ghosting invece che cos'è? Lo sapete? Il ghosting è quando qualcuno improvvisamente non ci risponde più, ci cancella, ci blocca su tutti i profili. È un evento traumatico. Pensate a 16-17 anni, cioè traumatico anche a 50, ma a 16-17 anni ritrovarsi in una situazione in cui all'improvviso i tuoi amici non ti rispondono più, ti cancellano da tutti i social network, per un ragazzino rischia di essere un vero e proprio trauma, un trauma sociale importante. Guardate quanti sono i ragazzi che ci raccontano di aver subito ghosting, e da chi lo hanno subito. Nella maggior parte dei casi dagli amici, oppure da dei conoscenti, oppure dal proprio partner. Guardate quanto è importante la differenza di genere nel ghosting. Sono più le ragazze ad essere state ghostate rispetto ai ragazzi, e anche qui ci raccontano dell'esperienza di ghosting attiva e passiva. Cioè ci sono anche molti ragazzi, molti studenti che ci dicono, il 26% ci dice: io l'ho fatto ghosting, io quando mi sono scocciato una persona la blocco e così mi sono tolto il pensiero, non do spiegazioni. Quindi un'evoluzione, un cambiamento nelle relazioni, come dicevamo anche oggi pomeriggio, cioè è una generazione che si è abituata ad avere altri tipi di relazioni. Vi potrei far vedere moltissime altre cose, vi faccio vedere solo qualche dato sul cyberbullismo prima di passare a parlare di gioco d'azzardo. E rispetto al cyberbullismo credo che sia importante sottolineare il fatto che il 40% dei ragazzi, quasi la metà, ci dice: io sono stato vittima di cyberbullismo. E quando gli chiediamo: ma cosa ti è successo, cosa è stata l'evento di cyberbullismo? Ho ricevuto insulti in una chat di gruppi, ho ricevuto messaggi di testo o email offensive. Quindi non sono sciocchezze, sono cose che al solito impattano moltissimo nella stima di sé che i ragazzi possono avere in queste fasce di età. E anche in questo caso guardate quant'è rilevante la differenza di genere nel tipo di atteggiamenti di cyberbullismo che vengono vissuti, la condivisione di fotografie, la condivisione di messaggi privati. Vedete che c'è tutto un mondo di dati che ci descrivono una generazione che è completamente differente da quello che eravamo noi.
Quindi abbiamo bisogno di comprendere che cosa sta succedendo, chi ci fa, chi sono i cyberbulli? Fondamentalmente i compagni di scuola, però anche i conoscenti, le persone sconosciute, gli amici. E sono stato cyberbullo? Certo, il 29% dei ragazzi dice sì, io li ho fatti gli atti di cyberbullismo. E che tipo di atti ho fatto? I soliti atti. Quindi andiamo a leggere questo fenomeno, chiaramente diciamo, la differenza di genere è che le donne tendono a essere più cyberbullizzate e gli uomini tendono a essere un pochino più cyberbulli. C'è anche fra i giovanissimi questa piccola differenza, però diciamo che il fenomeno del cyberbullismo è tendenzialmente più legato al genere femminile e ci sono poi una parte di ragazzi che indifferentemente sono sia cyberbulli che cyberbullizzati, quindi hanno delle caratteristiche peculiari. Tutto questo poi si avvicina a un altro fenomeno che non andrò a descrivere nel dettaglio, di cui vi parlo solo brevemente, che è quello del ritiro sociale. Se ne inizia a parlare sempre di più. Oggi sono quasi 35.000 gli studenti che si autodefiniscono hikikomori. In realtà poi quelli che noi abbiamo stimato essere hikikomori sono circa l'1,4% degli studenti, ovvero coloro che ci hanno detto di essersi ritirati da ogni relazione sociale per più di 6 mesi in un periodo non legato alla pandemia. È chiaro che questo è un pre-hikikomori clinico, perché di fatto ancora un po' a scuola vanno, comunque sono ancora iscritti a scuola, non si sono ancora potuti ritirare, però sono già ragazzi che hanno un profilo da questo punto di vista da tenere sotto controllo. È un dato che abbiamo visto crescere da quando lo abbiamo iniziato a rilevare. Ma veniamo ora al fenomeno del gioco d'azzardo. Cosa vuol dire per un ragazzino giocare d'azzardo? Non ci sono grosse differenze in queste fasce di età tra il gioco d'azzardo e il gaming. Indifferentemente i ragazzi fanno l'uno o l'altro. Diciamo che quello che noi abbiamo visto nel tempo avevamo visto negli anni diminuire la percentuale dei ragazzini che giocavano d'azzardo e invece da dopo la pandemia, pum, vedete, è ricresciuta di nuovo in maniera importante la percentuale dei ragazzi che si sono avvicinati al gioco d'azzardo. Qui parliamo di gioco una volta nell'anno, quindi di fatto sono ragazzi che giocano ogni tanto, ma questo incremento importante del gioco è legato fondamentalmente all'incremento dell'offerta di gioco online, quindi i ragazzi, che sono quelli che prevalentemente giocano online, switchano in maniera abbastanza diciamo fluida dal gaming al gioco d'azzardo online, perché comunque in ambedue questi tipi di comportamenti trovano il loro piacere. Nel gioco d'azzardo c'è una differenza di genere che si sta un po' assottigliando, dove comunque sono più i ragazzi a giocare rispetto alle ragazze e i giochi più giocati sono differenti a seconda del genere. Se i ragazzi fanno più scommesse di ogni genere e quelli che vengono definiti giochi di abilità, le ragazze invece, così come nella popolazione adulta, preferiscono più le lotterie, i gratta e vinci e tutti quei giochi in cui diciamo ci si distrae e non ci si impegna più di tanto. Ma la cosa più preoccupante rispetto ai giovanissimi è che quello che stiamo vedendo crescere di nuovo è quello che identifichiamo come profilo di gioco problematico a rischio, identificato secondo una scala, un test di screening che è il SOGSRA, però ci permette di vedere chi ha una fragilità per questo tipo di comportamenti e quello che abbiamo visto crescere di più negli ultimi anni è proprio i profili di gioco problematico nella popolazione maschile. Quindi dobbiamo un attimo riaccendere i campanelli di allarme. Ci eravamo un po' rasserenati vedendo diminuire questa curva negli ultimi 10 anni e oggi è tornata a crescere in maniera importante. Peraltro è tornata a crescere anche nella popolazione adulta. Le tipologie di gioco cambiano a seconda del profilo di gioco, ovviamente ci sono dei giochi che sono, soprattutto in queste fasce d'età, molto più correlate al gioco problematico e in particolare nei giovanissimi vediamo che le scommesse la fanno da padrona, soprattutto nella popolazione maschile, mentre per quanto riguarda le ragazze sono più i gratta e vinci. Non vi voglio annoiare oltre, ma ci sono alcuni dati sul gioco che ci tengo a
farvi vedere, per esempio, qualcuno vi ha mai impedito di giocare d'azzardo nei luoghi pubblici quando eravate minorenni? Sono pochi i ragazzi che ci dicono sì, ho trovato qualcuno che mi ha impedito di giocare, vedete? E anche questo è un lavoro che dobbiamo fare noi come professionisti della salute pubblica, cioè impedire che a un minorenne venga dato la possibilità di andare a giocare alle macchinette o di comprare dei gratta e vinci, che di fatto sono illegali nel nostro paese. Ovviamente i ragazzi che giocano d'azzardo hanno una totale dispercezione rispetto a quella che è la loro condizione rispetto al gioco d'azzardo, ma vi chiudo il quadro sui giocatori d'azzardo con un identikit del giocatore problematico che ci descrive un ragazzo che di fatto ha delle relazioni familiari di cui non è molto soddisfatto, si sente più diciamo condizionato dai messaggi pubblicitari, ha una condizione economica familiare che vive al di sotto di quella che è la media diciamo dei compagni, è più soggetto ad avere comportamenti violenti sia fisici che online, quindi sia cyberbullismo, bullismo e violenza digitale che violenza fisica, ha dei rapporti sociali in cui non si sente sostenuto e ha una prossimità rispetto al gioco, con più facilità familiari e genitori giocano d'azzardo. E poi mette in atto anche altri comportamenti a rischio. ESPAD, come vi dicevo, ci permette anche di fare un confronto con quelli che sono i dati europei e i dati europei ci raccontano di paesi, questi sono dati del 2019, i dati ESPAD Europa nuovi, la nuova wave la stiamo facendo adesso, quindi l'anno prossimo avremo anche il confronto col post pandemia. Nel 2019 noi eravamo uno dei paesi, diciamo, nella media alta, però ci sono dei paesi dell'est Europa dove sia il gioco che il gioco problematico schizzano molto di più e sono paesi dove i nostri colleghi ricercatori non volevano neanche chiederlo se i ragazzi giocavano d'azzardo, perché ci rispondevano: ma è vietato giocare d'azzardo per i minorenni nel nostro paese. Quindi una totale dispercezione anche da parte di chi dovrebbe conoscere il fenomeno. Come vi dicevo, nel gioco d'azzardo in queste fasce d'età c'è un continuum con quello che è il gaming, che chiaramente è molto più diffuso, e anche per quanto riguarda il gaming c'è una maggiore fragilità maschile. Rispetto al gaming abbiamo visto una flessione durante il periodo della pandemia, è stato uno dei pochi comportamenti che in realtà non è andato diminuendo, anche perché i ragazzi stavano in casa e non è che ci avessero molto altro da fare, e i tipi di giochi che vengono fatti sono svariati e sono molto differenti fra maschi e femmine, non riesco ad andare avanti, ma soprattutto quello che è importante vedere è che ci sono dei profili di gaming problematico, che ora riesco a farvi vedere, che rappresentano circa il 16% degli studenti, quindi c'è una percentuale di ragazzi che hanno già una sorta di compulsione a tornare a giocare e che quando li stacchiamo dai mezzi per giocare mostrano comportamenti ansiosi e comportamenti diciamo che in qualche maniera vanno tenuti di conto. Questi sono più maschi che femmine e a differenza dei giocatori d'azzardo hanno una cosa curiosa che a me mi colpisce molto, che vi ricordate nel profilo dei giocatori d'azzardo c'era un brutto rapporto con i genitori, invece qui c'è un buon rapporto con i genitori, sono ragazzi che a differenza dei gambler che avevano genitori che non mettevano regole in casa, che magari gli permettevano di avere non gli permettevano di uscire in qualche maniera, questi sono ragazzi che hanno un contesto familiare molto ben strutturato, hanno un buon rapporto con i genitori, magari l'hanno un po' peggio con i pari, però rispetto alla famiglia è come se fossero in una condizione diciamo più accogliente, quindi diciamo che da questo punto di vista forse anche alle famiglie c'è da dargli un campanellino d'allarme che se i ragazzi stanno chiusi in casa magari non è proprio un segno del tutto positivo. Come siamo messi rispetto all'Europa? Anche rispetto al gaming siamo nella parte medio-alta della curva e come vi dicevo c'è un vero e proprio continuum fra quello che è il gaming e il gambling in queste fasce d'età e uno dei gioielli che sono stati sviluppati sono le loot box. Le loot box di fatto sono come un training al gioco d'azzardo perché non hanno come
meccanismo niente di differente di quello che è il gioco d'azzardo. Qui non vinco soldi, ma vinco diciamo delle abilità che non sono riuscita a raggiungere con le mie competenze, ma di fatto metto in gioco tutto quello che ho fatto, quindi imparo a giocare d'azzardo. Quindi vedete che anche in questo caso siamo già un pezzo avanti di come l'industria del gaming diciamo sia in qualche maniera in continuum con quella che è l'industria del gioco d'azzardo. Io vi ho dato tanti numeri, ce ne sono tantissimi altri nel libro di ESPAD che trovate sul nostro sito, quindi potete trovare tutte queste informazioni sui nostri siti e nel libro dove descriviamo nel dettaglio tutti questi dati. Non vi ripeto quelli che possono essere gli spunti di riflessione che abbiamo toccato, vi dico soltanto che probabilmente il messaggio più forte che dobbiamo tenere in considerazione è quello di lavorare, come diceva oggi anche il professor Vieno, sull'educazione ai rischi, tener conto di come sono cambiate le nuove generazioni e cercare di comprendere come in qualche maniera utilizzare queste attrazioni nel Luna Park enorme di attrazioni, di quelli che io chiamo consumi d'azzardo delle nuove generazioni e cercare di usarli a nostro favore, creando in qualche maniera una società adulta che sia in grado di comprendere questo nuovo paese dei balocchi. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di non avervi dato troppi numeri a quest'ora e spero di aver dato al professor Fiasco un po' di stimoli per proseguire la nostra conversazione. Grazie dottoressa, ci sarà sicuramente modo anche di ritornare con lei su alcuni di questi dati. Adesso intanto ci prepariamo per l'intervento del dottor Fiasco. Stiamo già ricevendo alcuni commenti da casa e alcune domande che poi rivolgeremo ai nostri relatori e dopo l'intervento anche della dottoressa Fiorin. Allora, quindi qualche istante per la preparazione tecnica dell'intervento del dottor Fiasco, a cui lascio la parola, prego. Salve, dunque io ringrazio Sabrina perché ci ha dato le dimensioni, si parte sempre dal dato materiale per poi ragionare. Farò un passo indietro, nel senso mi metterò nella mente di un adolescente, anzi di un bambino che nella sua fase evolutiva vuole smontare il giocattolo, vuole vedere che cosa c'è dentro il giocattolo. È uno dei passaggi iniziatici che i genitori si arrabbiano perché gli regalano un giocattolo anche molto costoso e poco dopo lo vedono che l'ha rotto perché il bambino l'ha voluto smontare. Beh, ecco, dobbiamo tornare bambini e smontare il giocattolo. E allora smontando il giocattolo forse riusciremo a risolvere un tratto che sconcerta. E qual è questo tratto che sconcerta? L'eccesso di evidenza. È un concetto che ricorre spesso nell'opera di Leonardo Sciascia. La realtà si palesa in maniera inoppugnabile, ma con un eccesso di evidenza che consente il diniego letterale della realtà. Perché? Perché che cosa abbiamo? Davanti a un numero o a numeri che sono controintuitivi, 150 miliardi di soldi giocati, che adesso non mi interessa sapere quanti ne stanno nelle tasche, fatto sta che una popolazione ha passato una parte molto importante del tempo della vita puntando del denaro in un meccanismo per il quale non erano state scritte le regole per uscire. Poi veniamo a sapere che c'è un'epidemia di ipertensione arteriosa, di obesità nell'infanzia, nell'adolescenza, che i medici pediatri chiedono di porre una limitazione al junk food, cioè agli alimenti ipercalorici. Allora esce recentissimamente una ricerca di Bandy in Globalization and Health che ci dice che il 98% dei prodotti dell'industria degli alimenti destinati all'infanzia e all'adolescenza è insano, cioè è dannoso per la salute. La più grande nostra industria
multinazionale che ha sede in Italia, è al 100% produttrice di cibi che fanno male alla salute, che producono ipertensione arteriosa. E questi ricercatori, in questo recentissimo articolo, fanno l'elenco. Ecco, però, come questo richiamo che hanno fatto i pediatri, sono andati dal Papa per chiedere, quando qualcuno a livello delle istituzioni raccoglie questo allarme, si suscita una insurrezione all'interno degli stessi rappresentanti dei cittadini. Quando nel 2012 il ministro, uno dei rari ministri della salute, Compos Sui, Renato Balduzzi, fece un decreto da cui finalmente si ammise che c'era una patologia correlata al gioco d'azzardo, nello stesso decreto mise alcune misure che limitavano l'esposizione ai cibi ipercalorici come misura di salute per frenare. Ci fu un parlamentare che disse: lancerò un appello, salviamo la spuma bionda e la gazzosa. E la stessa cosa è per quanto riguarda il consumo del tabacco. Il decreto Sirchi aveva fatto cadere del 24% il consumo del tabacco, adesso con l'uso delle sigarette a tabacco surriscaldato è ripreso anche il consumo del tabacco stesso. E arriviamo al gioco d'azzardo, al gaming e alle altre forme. Qual è la matrice, qual è l'eccesso di evidenza che c'è dietro tutto questo? Allora, intanto gli economisti, che sono pochissimi che si occupano di questo tema, dovrebbero dare la risposta a un quesito elementare. Come mai in tutte le produzioni di beni e di servizi c'è una fase ascendente, poi c'è una fase dove le utilità marginali tendono a decrescere e quindi c'è la fase della crisi? Perché? Perché il consumo non può essere un consumo illimitato e alla fine a una produzione eccessiva corrisponde una domanda insufficiente, quindi offerta crescente e domanda insufficiente, e c'è la crisi. Come mai nelle produzioni che hanno un risvolto di danno per la salute questo trend non si riproduce? Qual è il fattore competitivo addizionale che viene usato dall'industria? Voi qui avete invitato, e ve ne do veramente molto merito, Anna Lemke, che su questo studio ci dà delle evidenze schiaccianti, ma queste evidenze l'industria le aveva già conosciute, per cui il mangiare senza fame, il bere senza sete, il giocare senza gratificazione, il compiere un uso insensato dei consumi digitali senza nessun costrutto, nessun riflesso sulla personale gratificazione. Come questo accade? Accade perché un insieme di industrie hanno utilizzato come vantaggio competitivo la costruzione, la diffusione e l'alimentazione dell'addiction, della dipendenza. La dipendenza consente di sfuggire alla legge di un economista di fine Ottocento, Léon Barras, che esaminò per la prima volta nella storia una grande crisi dopo la rivoluzione industriale. Tutte le crisi precedenti erano crisi di sottoproduzione, crisi di acarestia. Alla fine dell'Ottocento, dopo la rivoluzione industriale, si verificò la prima grande crisi che poi avrebbe anticipato quella del 29 e poi quella, saltiamo di mezzo secolo, saltiamo di quasi un secolo, arriviamo alla crisi del 2007 e alle due grandi recessioni. Bene, in queste recessioni i settori portanti della economia hanno conosciuto una grave crisi, una ristrutturazione, una perdita di occupazione, salvo i settori che sono legati ad un'addiction. Allora andiamo a smontare questo giocattolo, che era stato anche ipotizzato da due autori irregolari, no? Non artisti, George Orwell e Aldous Huxley. Aldous Huxley nel Mondo Nuovo
ipotizza l'avvento di un totalitarismo che si basa non tanto sull'uso della violenza coercitiva, ma sulla dilatazione oltre ogni limite del principio del piacere. Non conosceva l'algoritmo della dopamina, naturalmente, né Huxley, né Orwell e neanche Neil Postman, che su questo ci ha costruito. È una scoperta recente, no? Voi al CNR c'è una ricerca ormai di 20 anni fa che ha mappato l'algoritmo della dopamina e ha mappato l'algoritmo dei cicli di ricompensa e frustrazione delle slot machine, ed erano assolutamente sovrapponibili. Allora il complesso industriale delle produzioni che utilizzano il vantaggio competitivo dell'addiction ha incorporato una serie di discipline scientifiche, ha avuto a disposizione delle evidenze che soltanto recentemente si sono affacciate nel mondo della clinica, nel mondo della ricerca, e sono transitate per poi eclissarsi completamente nel mondo delle istituzioni e della politica. Ieri è stato definitivamente licenziato un decreto legislativo sul gioco d'azzardo online in una stagione dove tra il prima e il dopo la pandemia vi è stato un incremento di quasi il 40% del consumo di gioco d'azzardo online, e tutte le cautele che potrebbero rappresentare dei presidi di salute, il rallentamento del tempo, lo spezzare le sequenze, la trasposizione sui giochi d'azzardo e anche sul gaming dei paradigmi, per esempio del decreto Sirchia sul fumo, quindi mettere delle franchigie, cioè degli spazi esonerati da questo consumo di azzardo, mettere delle franchigie di tempo, quindi contingentare i tempi, rallentare il ritmo, cioè tutti quei fattori che sono come possiamo dire, degli antidoti all'addiction sono stati tutti fatti saltare, per arrivare a che cosa? Un quadro che qui saltiamo qualche anno, arriviamo a un autore che a me è molto caro, Sheldon Wolin, che è un sociologo, purtroppo è morto da pochi anni, è il Norberto Bobbio degli Stati Uniti, un sociologo della politica, un filosofo della politica, che ha parlato di totalitarismo all'inverso, cioè un totalitarismo che sterilizza la critica, che rende assolutamente vana ogni forma di reclamo e di protesta, perché utilizza a piene mani il principio della gratificazione e il principio del piacere. Non so quanti minuti mi restano, perché vorrei introdurre un ulteriore elemento, sempre partendo da questo concetto di eccesso di evidenza. Quando la realtà si palesa con un'evidenza schiacciante, 84.000 persone che muoiono ogni anno per patologie correlate al tabacco, eppure non si ha una regolazione drastica. Sì, vi è stata una regolazione, ma questa regolazione è stata a poco la si sta smantellando. Quando il reale ti parla e si mostra un'evidenza, c'è una figura che la psicoanalisi ha largamente lumeggiato, che è quella del diniego, cioè non la rimozione, cioè impedisco alla coscienza che alla coscienza salgano dei dati di realtà. No, i dati di realtà si sono palesati, le evidenze sono schiaccianti, sono persino eccessive, e quindi la reazione è quella del diniego. E questo porta a un altro fenomeno. Credo che qui, se ci ritroviamo, il livello di competenza su questi temi è altissimo. È un livello di competenza che si basa sulla pratica, si basa sull'impegno professionale, sulla ricerca scientifica e anche sulla motivazione etica, naturalmente. E quindi noi costituiamo un ambiente di persone che parlano un linguaggio simile, che hanno tra loro una forte empatia per lo sforzo di conoscere e di ricercare. Ma queste persone, questo ambiente di conoscenza e coscienza, è assolutamente lontano, a distanza siderale, dal mondo delle classi colte,
delle classi che fanno opinione pubblica, che leggono, che non danno il junk food ai figli ma li fanno mangiare bio, che curano la salute, che sono definiti ceti riflessivi, che hanno dei consumi culturali, ma se voi li interrogate o vi trovate a conversare con loro su questi aspetti, rimarrete di sasso davanti all'assoluta ignoranza dei termini essenziali di questo problema. Come mai la parte della società più acculturata, più diciamo attenta, che ha un rilievo nell'opinione pubblica, che contribuisce anche alla partecipazione politica, su questo dramma che si consuma ne ha una nozione molto primitiva? È come se esistesse una torta, possiamo rappresentare la società come una grande torta, tagliata orizzontalmente. C'è la parte di sotto che nutre i propri bambini con le merendine, con questi cibi che al 98% media europea, al 100% media italiana sono dannosi per la salute, che quindi li contempla nella loro obesità crescente, nel diabete, che giocano d'azzardo, che stanno ore e ore davanti ai videogame, che a questo punto certo che c'è la collusione con i genitori, perché sono la babysitter, sono quelli che evitano l'aggressività e l'irrequietezza dell'età evolutiva, no? Quindi in questo strato di sotto c'è questa parte della società che è quella meno acculturata, è la società che coltiva un risentimento profondo perché non si trova interpretata dalla società che sta sopra. Nella società che sta sopra ci sono i ceti riflessivi, ci sono i ceti della politica, ci sono le classi che possono permettersi determinati stili di vita e che non avvertono quello che avviene sotto, e quindi loro che dovrebbero portare all'esponente una serie di esigenze fondamentali di regolazione si risparmiano di tutto questo. E va avanti, e qui utilizziamo un altro concetto importante che ci può aiutare a capire questo compendio di addiction, questo compendio di sofferenze che ha come bersaglio privilegiato l'età evolutiva. Il concetto è quello di cooptazione delle cattive abitudini, cooptazione delle addiction. Il gioco d'azzardo nei luoghi in cui si pratica gode di una zona franca dove si può consumare bevande alcoliche e dove si può fumare, dove il decreto Sirchia viene violato. Perché? Perché mettendo l'areatore, il decreto Sirchia consente di consumare tabacco anche nei ristoranti, ma sfido sia quelli che sono in questa sala che quelli che sono collegati se hanno mai trovato un ristorante in cui c'è la sala per fumatori. Non esiste proprio. Perché? Perché la permanenza in un luogo dedicato ai fumatori ha un limite di tempo, un'ora e mezza, quanto ci sta in un ristorante. Bene, nelle sale dove si gioca d'azzardo, dove si scommette, dove si sta davanti alle VLT, ci sono persone che stanno anche 10, 12, 15 ore continuando a fumare grazie all'espediente degli areatori. Quindi il gioco d'azzardo, che ha questa sua alternanza ad altissima frequenza di gratificazione e frustrazione, che produce quella lesione neurobiologica da cui nasce la dipendenza, si combina, avendo cooptato nel suo sistema l'abuso di tabacco e avendo cooptato nel suo sistema l'abuso di alcol. Quando la Commissione Affari Sociali, credo nella XVI legislatura del Parlamento repubblicano, chiese che venisse introdotto il divieto di fumo e di somministrazione alcolici nei luoghi in cui si pratica gioco d'azzardo, l'Agenzia dei Monopoli inviò un parere, una lettera, che poi è dello stesso autore che ha scritto il decreto legislativo sul gioco online, tra parentesi, in cui si diceva che
senza questa che noi oggi chiamiamo cooptazione non si sarebbero potuti avere quei risultati di fatturato, di entrate, di business, quindi sconsigliava assolutamente. La questione non è stata più sollevata e quindi adesso ci sono tutti gli elementi, credo di aver esaurito il mio tempo, tutti gli elementi per lanciare un allarme in positivo, perché una motivazione, il bandolo della matassa bisogna trovarlo, altrimenti il risultato è sempre un risultato omeostatico, un risultato invariante. Bene, la motivazione è in positivo ed è quella di mobilitare i clinici, gli specialisti, le persone che agiscono con scienza e coscienza, ma il mondo che si occupa dell'età evolutiva, il mondo dei genitori, in funzione di un obiettivo altissimo, che è quello di salvare l'età evolutiva, salvare le giovani generazioni che sono minacciate, e l'OMS ha coniato questo termine di globesity, no? Una globalizzazione della obesità, e fa riscoprire alcune evidenze che sfuggono. Dopo il Covid, con questa inflazione di consumi digitali, 1/3 dei ragazzi che praticavano attività sportive non lo fa più. La sedentarietà è aumentata, e questo ce lo dice l'Istat con un'indagine multiscopo sulle famiglie. La sedentarietà dell'età evolutiva è aumentata oltre i limiti assolutamente tollerabili, diciamo in proporzioni spaventose. E poi tutta questa corsa verso la organizzazione della giornata, della quotidianità, dei bioritmi intermediate dalle tecnologie digitali provoca delle distorsioni nello sviluppo della personalità, nello sviluppo cognitivo, e sul quale non c'è alcun allarme. Qui a Padova un'analisi estremamente lucida di questo fenomeno, e quindi dell'incorporazione delle nuove tecnologie digitali nella produzione industriale, degli effetti che può avere sull'età evolutiva, è stato sviluppato dalla professoressa Daniela Lucangeli, prorettrice di Padova, dell'Università di Padova, che ci propone una fuoriuscita da un bias epistemologico. Qual è questo bias epistemologico? È quello di considerare la tecnologia neutra e di portare l'accento sull'uso che si fa della tecnologia. E questo, sostiene fondatamente la professoressa Lucangeli, è un bias epistemologico gravissimo, perché non si comprende che questa tecnologia digitale è una tecnologia forte, cioè una tecnologia che fa noi come oggetto, che si pone come un self, come proprio una proiezione della persona, e non è invece da confondersi con una tecnologia debole, che è una tecnologia raffinatissima, molto elaborata, che però è strumento di promozione dell'uomo, di promozione della salute, di promozione del benessere, di promozione della socialità. Davanti a tutto questo c'è appunto una dimissione dal ruolo di una istanza critica dell'opinione pubblica, e quindi spetta agli operatori sul campo, agli operatori del settore che hanno quotidianamente delle evidenze nette, che interpellano la loro deontologia, la loro etica professionale, porsi sulle loro spalle un compito ulteriore, che è quello di riuscire a riportare non a un'evidenza invisibile, ma a un'evidenza che sollecita una pragmatica, coerente e una risposta etica anche chi si trova nella parte superiore della torta, e in questa parte superiore naturalmente ci sono anche i decisori pubblici a tutti i livelli, dall'apparato amministrativo fino alle istituzioni rappresentative. Sono stato nei tempi? Perfettamente. Grazie.
Grazie, stanno arrivando moltissimi commenti e anche delle domande, ma la parola la diamo per prima alla dottoressa Fiorin. Prego. Bene. Intanto grazie per sia i numeri, che sono sempre una parte importante poi della professionalità del clinico, degli operatori che lavorano, diciamo, all'interno di questa area che vuole essere in parte normalità, in parte no, come sappiamo. Dal 2017 è stato diagnosticato appunto la patologia del gioco d'azzardo, almeno in Italia. Un po' prima nei paesi oltreoceano. Interessantissimi i dati di Sabrina, che ringrazio, sempre un piacere sia invitarla che anche ascoltarla, perché appunto lei ha proposto uno spaccato che vorrei recuperare, però guardandolo con gli occhi appunto dell'operatore, che non so se mi colloco sulla parte superiore della torta, no? Ecco, però congiunge, perché ecco, vengono da te. Però direi che nei servizi iniziano a comparire delle richieste che fanno parte sia del primo profilo che appunto Sabrina ha descritto, quindi con io direi anche delle aree di intervento, no? Nel senso che con una deficitarietà magari di tipo educativa, familiare, eccetera, e con una problematicità, ma anche il secondo profilo, cioè dove si descrive perfettamente una situazione quasi di normalizzazione. E quindi faccio riferimento al profilo dei ragazzi che utilizzano in modo particolare appunto o che hanno questa attività del gaming, no? Perché dico questo? Perché alla fine, e quindi ringrazio anche Maurizio Fiasco che ha dato una lettura un po' legata appunto alla sua capacità di vedere nella complessità la situazione dei fenomeni che possono oscillare un continuum dalla normalità alla patologia, perché questo cambiamento pone dei quesiti importanti, e anche questi dibattiti devo dire che ci aiutano a come l'operatore deve stare al passo con i tempi. Per esempio, un'osservazione, faccio una riflessione, dopo faccio la domanda. Una riflessione che a mio avviso è assolutamente attuale è che proprio attraverso i social, attraverso l'utilizzo di internet, attraverso l'eccessivo affidarsi a questi strumenti, alla fine la costruzione narrativa di questi ragazzi, e quindi l'utilizzo del linguaggio e il raccontarsi, è completamente cambiato. E noi operatori, che siamo in qualche modo nati con uno strumento che è il linguaggio e che costruiamo le nostre ipotesi di ricerca attraverso il linguaggio, in qualche modo siamo in difficoltà nell'avvicinarsi. Allora chiedo a Sabrina, le ricerche dell'ESPAD sono preziosissime. Io credo che in Italia siamo fortunati, ma anche estremamente ricchi per quello che puntualmente queste ricerche ci danno. La domanda specifica è questa. Stiamo parlando di un continuo cambiamento, stiamo parlando anche di forme più di prevenzione che di intervento. Mi chiedo, ma queste ricerche
appunto nelle sedi istituzionali, vuoi le regioni, vuoi il Ministero della Salute, vuoi anche questi eventi, sono richieste, è stato cambiato la modalità di chiedere al CNR o anche ad altri istituti di poter collaborare per fare degli interventi dedicati a livello di prevenzione? La mia sensazione, ecco, è che, come dire, ci manca ancora un pezzo per completare, no, la possibilità di avere una risposta esaustiva, però vorrei sentirlo da diretta interessata. Questa è la prima domanda. Una seconda invece domanda, ho sentito la passione, no, di Maurizio Fiasco per gli aspetti anche etici. Stiamo transitando nell'utilizzo anche nella salute dell'intelligenza artificiale, tanto che alcuni strumenti vengono utilizzati soltanto grazie all'intelligenza artificiale, che raggiunge una precisa, capacità diagnostica superiore alla diciamo, professionalità medica. E questo è un elemento aggiuntivo. Tuttavia, il confine sempre tra normalità e patologia è dato da alcuni fattori, li conosciamo, il tempo dedicato, la spesa, eccetera. Io ho una preoccupazione, non so se sia una preoccupazione più da un versante etico o professionale, ma è un po' vero l'attenzione che hai posto, Maurizio, sul nuovo decreto, perché la possibilità che noi potremo in futuro modificare anche il concetto di patologia di gioco d'azzardo starà soprattutto sul forte indebitamento che i nuovi pazienti che si affacceranno al nuovo servizio, ai nostri servizi, avranno. Quindi un fattore prevalentemente di tipo economico. Volevo chiederti una riflessione su questo. Passo la parola. No, ce l'hai il microfono. Sì, noi lo abbiamo. Allora, devo dirti, intanto ti ringrazio per la domanda perché mi dà l'opportunità di raccontare a cosa serve lo studio ESPAD. Sono d'accordo con te che si potrebbe fare di più, sempre si può fare di più. Tuttavia devo dire che per quanto riguarda lo specifico dello studio ESPAD siamo già su una strada buona, perché oggi 7 regioni già utilizzano tutti i dati ESPAD per scrivere il loro piano di prevenzione. Poi c'è da domandarsi se il piano di prevenzione della regione effettivamente poi viene attuato e portato a termine, però di fatto anche chi deve decidere si fa carico almeno di andare a vedere quali sono le evidenze che emergono dai dati. Il governo stesso utilizza i dati ESPAD sia per quanto riguarda le politiche sulle droghe, come sai i dati ESPAD vengono pubblicati ogni anno nella relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze e vengono utilizzati diciamo anche nell'ambito del gioco d'azzardo, anche se su quello non avendo noi una struttura ad oggi deputata a prendersi cura di tutte quelle che sono le dipendenze digitali, si delega più, dipendenze comportamentali, si delega più alle varie regioni. Quindi da questo punto di vista diciamo che i decisori utilizzano i dati. Tu pensa banalmente, c'è stato un comune, il comune di Livorno, che per 2 volte, perché a Livorno c'è proprio un
un'alta prevalenza soprattutto di incidentalità stradale legata all'uso di alcol, ci ha chiesto di fare un censimento nelle scuole, non più uno studio. Quindi noi per 2 annualità a confronto abbiamo indagato nelle scuole con una numerosità campionaria importante i comportamenti a rischio attraverso lo strumento ESPAD. Questo ci ha permesso di confrontare il prima e dopo una serie di interventi che hanno fatto, di costruire degli interventi di prevenzione ad hoc su determinati comportamenti che sono specifici di quell'area e poi di confrontare quell'area con altre aree simili. Il Comune di Livorno si caratterizza perché è una zona portuale, c'è il mare, si utilizzano moltissimi scooter, e molto simile anche il Comune di La Spezia e il Comune di Genova. Cioè, per assurdo si è partiti da quello per fare una serie di ragionamenti che sono stati di qualche utilità. Lo fanno tutti? No. Sono delle eccellenze? Sì, sicuramente per noi è bello vedere che questi dati vengono utilizzati. Ad oggi abbiamo contato, io ho un documento che raccogliamo e aggiorniamo, ci sono moltissime interrogazioni parlamentari che si rifanno a questi dati, molte leggi regionali e molte leggi nazionali comunque citano questo tipo di dati. Non fanno parte della sorveglianza ufficiale, sono anni che stiamo cercando di far entrare ESPAD nel SISTAN, ma questo è un po' più grande di me, nel senso che è una battaglia un po' complessa, prima o poi ce la faremo, ma diciamo che ci sono altre forze che vanno contro questa direzione. Anche in Europa è un punto di riferimento, proprio perché ci permette di confrontare nel tempo e nello spazio determinati comportamenti. La forza di questo studio è che con uno strumento obsoleto, perché poi va innovato e tutto, però ci permette di vedere i cambiamenti nel tempo e nello spazio. Possiamo confrontare il Comune di Livorno con la municipalità di un paese straniero che ha caratteristiche simili, perché lo strumento e la metodologia utilizzata è la stessa. Per questo io invito sempre, e questo lo faccio da ricercatrice, le persone a non inventarsi degli studietti locali, ma a contattarci. Noi mettiamo a disposizione metodo, metodologia, strumenti, in modo che ognuno possa comunque replicare qualcosa che sia confrontabile, perché almeno si raccoglie un dato che ha un senso. Ce ne sono altri di studi altrettanto validi, non è l'unico studio al mondo, chiaramente io ne faccio portavoce per tante ragioni. Per cui sì, da un certo punto di vista, no, non si costruiscono degli interventi di prevenzione ad hoc basandosi sui dati ESPAD, questo manca. Questo però è un problema nostro, cioè dovrebbero essere gli operatori, dovremmo essere noi che forse facciamo formazione in questo senso per metterli a utilizzo. Io in Europa quello che sono riuscita a fare, e sto cercando di farlo anche in Italia, è di mettere online tutto il database ESPAD, cioè i dati europei dal 1995 al 2015 stanno in una pagina che è www.data.espad.eu, dove chiunque può interrogare e confrontare non soltanto l'informazione rilevata sul consumo di gioco d'azzardo piuttosto che di alcol, ma anche i tuoi genitori sanno dove passi il sabato sera, com'è cambiata questo comportamento dal 95 al 2015 e com'è differente dalla Norvegia alla Spagna. Quindi diciamo che tutto è disponibile, ci vuole poi formazione per usarlo, perché usare dati non è una cosa banale, quindi dobbiamo anche insegnare alle persone a utilizzarli in maniera corretta e andare a cercarli. Allora, sul primo punto, quello dell'intelligenza artificiale, il dilemma è lo stesso. L'intelligenza artificiale è una tecnologia forte o una tecnologia debole? Perché se è una tecnologia debole ci consente di formulare, consente di velocizzare in tempi fantastici una infinità di ipotesi attorno ad un problema, ad un costrutto, ad una situazione. Vogliamo sapere quali sono come si è determinato un profilo clinico di tipo medico, di qualsiasi genere, e l'intelligenza artificiale consente non di fare tante operazioni in tempo veloce, ma di apprendere nel compiere le operazioni e quindi di formulare anche delle ipotesi che noi non
saremmo riusciti a definire, insomma, a far uscire con la speculazione di tipo teoretico. E quindi questa dimensione è certamente quella, ma può essere anche una tecnologia forte, laddove non viene messo, e questo è un compito istituzionale, un confine all'impiego dell'intelligenza artificiale for business, perché a quel punto le ipotesi vengono formulate non a favore dell'uomo, ma contro l'uomo. È cosa che già, diciamo, probabilmente quando si andrà a fare un'indagine in profondità già è avvenuto, perché la quantità infinita di big data che sono a disposizione, che è a disposizione delle major del gioco d'azzardo, pensiamo, ci sono 17 milioni di conti di gioco per circa 5 milioni di persone fisiche. Di queste 5 milioni di persone fisiche c'è un database che poi viene utilizzato con degli algoritmi, con dei sistemi e probabilmente, anzi sicuramente anche con intelligenza artificiale, nel quale si sa per ogni persona quale momento della giornata, per quanto tempo, per quanto denaro, che età, che sesso, in base al codice fiscale. Insomma, praticamente c'è un sistema che sa dell'utente molto di più di quello che l'utente sa di se stesso. E quindi su questa modalità si formano dei cluster, su questi cluster si costruiscono dei profili, questi profili vengono utilizzati per traguardare obiettivi di business, senza che nulla di questo venga sfiorato da una remora di tipo regolativo in funzione dell'interesse pubblico o addirittura dei diritti umani fondamentali, perché questo già avviene. E quindi questa è una riflessione che va portata tra gli addetti ai lavori, certamente, ma bisogna che si sfondi questo muro e l'ambiente degli addetti ai lavori, che hanno consegnato delle evidenze in Italia, perché le evidenze vengono da queste survey che meritoriamente, con regolarità e perfezionandole di volta in volta, vengono svolte, ma le evidenze vengono anche dall'immenso accumulo di informazioni qualitative, di dati esperienziali, di casi clinici, di tentativi frustrati, di tentativi di successo che sono avvenuti e che generano un grandissimo patrimonio che può essere compendiato, e questo sì potrebbe anche essere gestito con l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale agisce anche su informazioni qualitative, da cui trae delle ipotesi che magari gli stessi addetti ai lavori non avrebbero avuto molta fatica a tirar fuori. Ma il punto, il confine lo deve porre l'interesse pubblico e la democrazia, perché questi grandi complessi industriali del junk food, del tabacco, del gioco d'azzardo, pongono oggi un problema della sovranità popolare, dell'autonomia della sfera politica rispetto alle mete che il mandato degli elettori chiede alla rappresentanza politica di raggiungere. L'altra questione è quella dell'indebitamento, perché è chiaro che, essendo un'industria, questa del gioco d'azzardo, che non genera valore ma estrae valore, per fare un'analogia, anche le discariche dei rifiuti, no, generano valore per chi ne ha la concessione, ma estraggono valore, cioè nel senso che non c'è un ritorno in un processo di valorizzazione o di crescita economica, cioè sostituiscono una risorsa naturale che dovrebbe essere indisponibile, con un'appropriazione privata non reintegrabile, non ricostituibile. E quindi anche il gioco d'azzardo agisce in questo termine e penetrando nei rapporti intrafamiliari, nei rapporti interpersonali, genera delle questioni che mettono in discussione
come possiamo dire, i cardini di una qualità della vita, la fiducia, il livello di decoro e di dignità. Ecco dunque l'aspetto maieutico che può avere la presa in carico, cioè la scoperta delle soluzioni nascoste dietro al problema, anche di un problema che sembra rappresentare tutta la persona, come quella dell'indebitamento senza via d'uscita, e quindi un processo di risveglio e di riscoperta della qualità, di riscoperta anche delle risorse che la persona sta dentro. Certo, è un'ulteriore croce che si mette sulle spalle degli operatori, che devono avere una competenza clinica, una competenza relazionale, una competenza scientifica, una competenza medica, eccetera, e poi dovranno anche studiare un po' di economia politica, di economia finanziaria, di regole del mercato, insomma. Oppure trovare un metodo per far sì che i professionisti della clinica riescano a parlare, magari svegliandoli dal loro lungo sonno, con i professionisti dell'economia politica o dell'economia finanziaria, no? Cioè, e quindi invece di un sistema a canne d'organo, la clinica, l'educazione, la politica, il diritto, l'economia, la finanza, cioè un sistema che trasversalmente crea uno spazio epistemologico in cui questi saperi si incontrino, accomunati da cosa? Da una missione che è quella della difesa della persona, della tutela della persona umana. Grazie dottor Fiasco, grazie alla dottoressa Fiorin per questi stimoli ai nostri ospiti. Io voglio leggervi almeno una parte dei molti commenti entusiastici che ci stanno arrivando dalle circa 180 persone che sono collegate con noi da varie piattaforme. Abbiamo un lungo commento di Pamela che dice: giornate di enorme ricchezza formativa e condivisione di esperienze sul campo che permettono di parlare con linguaggio comprensibile di dipendenza dal gioco e di altre dipendenze, ma anche di altri aspetti collegati alla sofferenza. Si è sentita chiaramente una forte passione arricchita da una competenza e conoscenza sul campo e dall'impegno che ognuno mette in questo ambito, che è clinico, ma anche di ricerca, di professionalità e anche di creatività e soprattutto relazione, umanità e incontro con le sofferenze dell'altro. Quindi grazie per questa opportunità che mette a disposizione dell'intera comunità. Questo è il commento che abbiamo letto per intero di Pamela, che ci scrive. Ci sono altri commenti come questo: grazie all'ULSS Euganea che permette a tutta Italia di poter partecipare gratuitamente a incontri così preziosi, grazie all'ULSS Euganea che permette di avere il contributo di persone così esperte e competenti. Ancora ringraziamenti e complimenti al Comitato Scientifico per la scelta degli argomenti e dei relatori. L'organizzazione impeccabile, siete eccezionali, Anna Maria da Perugia, e poi abbiamo ancora saluti da Milano. Insomma, abbiamo moltissimi commenti, veramente tanti. Concludo con una domanda da parte di Stefania, a cui chiedo a entrambi i nostri relatori di dare una risposta in poche battute. Stefania ci dice: ma cosa dobbiamo aspettare nel prossimo futuro rispetto al gioco online nei confronti dei più giovani, anche in vista del recente decreto ministeriale sul riordino del gioco online? Io in una battuta, dobbiamo aspettarci che continui a crescere il gioco online, soprattutto fra le ragazze, che sono, diciamo, il target in questo momento su cui si punta di più, perché se nel gruppo dei ragazzi il mercato si è un po' saturato, per quanto riguarda le donne e le giovanissime c'è ancora una parte diciamo, di mercato da sfruttare, come ci diceva il professor Fiasco, insomma. E l'industria del gioco fa i propri interessi, che non sono sicuramente quelli di salute pubblica. Ci dobbiamo aspettare, anzi io mi augurerei che si arrivi a un punto di rottura un'altra forma di addiction, che è l'addiction fiscale dello Stato. No, non è una battuta, perché davanti a 84.000 morti per tabagismo e disastri sociali per il gioco d'azzardo e altre cose, è evidente che non c'è solo una dimissione dal ruolo, ma c'è una dipendenza fiscale dello Stato dentro una macchina infernale, perché il gioco online ha questo di paradossale:
cioè i volumi lordi sono stratosferici, 85 miliardi che sono fluiti nella mega macchina del gioco d'azzardo online nel 2023 hanno dato allo Stato meno dell'1% di revenue, cioè non esiste consumo che dà un gettito di questo genere. E il paradigma è che per avere le stesse quantità assolute, a fronte di una caduta delle marginalità relative, cioè tu per avere 100 che adesso hai da 1000, per avere lo stesso 100 dovrai portare al numeratore 10.000, 100.000, cioè in un processo di crescita esponenziale senza fine, fino a quando si arriva al punto di rottura. Cioè i costi supereranno la sopportabilità anche formale di questo processo verrà meno, cosa si sta verificando in alcuni paesi che stanno cercando di introdurre un ritorno indietro. Però la macchina infernale, questa del gioco d'azzardo online, è ormai partita e il decreto legislativo che ieri è stato licenziato definitivamente gli spiana l'autostrada senza neanche gli operatori al casello che alzano e abbassano la sbarra per far passare le macchine passano, sfrecciano velocemente, non c'è neanche il pedaggio fiscale da pagare. Quindi le prospettive non sono proprio rassicuranti. Sono assolutamente pessime. Speriamo però di aver aumentato con le persone che ci seguono, che possono vedere anche questo intervento online, di aver aumentato la consapevolezza e quindi di aver contribuito a prepararci tutti ad una maggiore attenzione, soprattutto in ambito educativo. Grazie alla dottoressa Fiorin per la sua presenza, per i commenti, il contributo. Grazie naturalmente a Maurizio Fiasco e Sabrina Molinaro, veramente siamo molto contenti della vostra presenza, del vostro contributo a questo festival, abbiamo apprezzato tantissimo, così hanno fatto anche le molte persone che ci hanno seguiti da casa. Ricordiamo a tutti loro che ci sono naturalmente altri appuntamenti, l'intero programma è consultabile e scaricabile dal nostro sito www.cambioGiocoUL6.it. Vi aspettiamo domani alle ore 10 con Marco Crepaldi, esperto di Hikikomori, per l'incontro La solitudine in rete, poi alle 17:30 avremo l'intervento dal titolo Navigare sicuri, progetti per la protezione dei minori nel grande mare digitale con Marco Grollo e Marco Gui. Scusate. Alle 20:30 avremo la presenza del dottor Matteo Lancini e del dottor Alberto Pellai per un incontro e confronto dal titolo L'arte di ascoltare, una risposta alle esigenze profonde degli adolescenti. Quindi ancora incontri molto ricchi e speriamo di gradimento per il nostro pubblico. UL6 Eugania di Padova vi ringrazio di cuore per aver partecipato, vi invitiamo a restare ancora con noi per Cambio Gioco. Buonanotte a tutti.